sono estremi outsider. Dante ZS se è al 50-60% della forma la rimedia, secondo me. Grazie a voi. Ottava corsa è la prova riservata ai gentleman driver che precede la finalissima. Si va in partenza, sono in 6 al via, una fila completa. 1 Diablo GV Michela Rossi, 2 Dragranit Dipa, Andrea Venezia, 3 Dante ZS Matteo Zaccherini, 4 Dandy Clemar Filippo Monti, 5 Domenica E con il sediolo Maurizio Romeo, al 6 Delivery dei Mag 1000 Zanichelli. Si parte con l'errore da parte di Diablo GV e va a condurre Domenica E nei confronti di Dante ZS in seconda posizione, poi Dandy Clemar in terza, a precedere quindi da Granit Dipa alla retroguardia Delivery dei Mag e rimesso Diablo GV. Dante ZS sposta, va a chiedere strada, la ottiene. 16 per i primi 200 metri di corsa, arriva anche Dandy Clemar sull'abbrivio che prova ad andare subito a destra di Dante ZS, quale deve accelerare per ribattere l'avversario. Va deciso Filippo Monti, prova a far match sin da subito, 31,6 con un 15,7 e Dante ZS allunga, Domenica E non tiene il contatto e così Dandy Clemar ha una posizione secondo alle spalle del nettissimo favorito. I 600 se ne vanno in 46,9 e così in terza posizione cerca di passare da Granit Dipa girando Domenica E che dopo la partenza veloce stenta a tenere il ritmo con i primi. Dante ZS in vantaggio, Dandy Clemar nella sua scia, da Granit Dipa in terza posizione, all'esterno Delivery dei Mag, poi ancora Domenica E Diablo GV. Metà gara con una frazione in 1,2, 17,7 il primo chilometro. Dante ZS in vantaggio, Dandy Clemar nella sua scia, attende il più possibile per fare la mossa Filippo Monti che si volta indietro a controllare eventuali risalite. Dante ZS ora inizia ad allungare, c'è un 15,1 sulla dritta di là, Dante in vantaggio, leggermente sollecitato, Dandy Clemar che prosegue sempre attaccato al leader e ora prova a spostare. 250 metri per decidere la corsa, Dante ZS all'interno e Dandy Clemar all'esterno, da Granit Dipa in open stretch, è fermo Dante ZS, passa Dandy Clemar nei confronti di Dante che sul palo è impensierito anche da Granit Dipa. Dandy Clemar, Filippo Monti in sediolo per il training di Gennaro Amitrano e i colori del signor Rosario Ciro Cimmino. La vittoria in percorso d'attesa per Dandy Clemar e Filippo Monti. Conferma di non essere in grande ordine Dante ZS che da netto favorito stecca e arriva al secondo posto, al terzo è da Granit Dipa, però merito e onore a Filippo Monti, Gennaro Amitrano e soprattutto a Dandy Clemar.